Fruit Logistica Berlino edizione 2019, Verde a Nord-Est c'è. Siamo venuti qui per farvi vedere tutto il meglio dell'ortofrutta mondiale. Abbiamo una postazione fissa all'interno dello stand della Regione Veneto dove avremo tantissimi ospiti, dunque linea alla regia per la sigla e poi Verde a Nord-Est può iniziare. Amici di Verde a Nord-Est, prosegue il nostro viaggio qui a Fruit Logistica 2019 e siamo nello stand con Monica Artosi, che salutiamo, direttore generale di CPR System. Allora, benvenuta Monica, perché è importante essere a Berlino? Beh, è una fiera per noi veramente importante e qua abbiamo l'occasione di incontrare tutti i nostri soci, sia produttori che distributori, anche se noi appunto non abbiamo un'apertura internazionale, però qua ci sono veramente parecchi italiani. Allora, uno spazio particolare, questo dove c'è il vostro stand, è lo spazio del CSO, dove ci sono tante imprese amiche con cui si fa gruppo. Praticamente il 90% delle presenze qua presso questo stand è nostro socio, quindi abbiamo l'occasione di scambiarci anche solo dei saluti. Insomma. È un anno particolare questo, lo è stato il 2018. Il 2018 perché è stato un anno particolare per CPR? Beh, è stato il nostro compleanno, abbiamo compiuto 20 anni, quindi è stato veramente un traguardo che davvero 20 anni fa forse qualche perplessità l'avevamo, eravamo un po' partiti quasi come una scommessa di questo sistema logistico. Oggi festeggiamo i 140 milioni di movimenti, quindi siamo molto contenti. Questo è un anno importante perché si fa un gran parlare di sostenibilità, ma CPR l'ha anticipata con il circolo virtuoso di queste cassette, di questi imballaggi. Sì, noi ormai siamo quasi vecchi nel dire queste cose, perché veramente noi 20 anni fa siamo nati con un sistema LIFE che ha riconosciuto l'economia circolare del nostro sistema e ci ha premiato con un contributo, quindi insomma è 20 anni che noi ne parliamo. E la cosa importante, che mi piace sempre ricordare, è che oggi siamo arrivati a capire che forse il monouso non fa tanto bene all'ambiente. Allora, un altro aspetto importante è quello che CPR non si ferma ma pensa al futuro. Pensando al futuro si fa formazione, un progetto importante con l'Università, direttore Artosi. Sì, abbiamo collaborato insieme all'Università sia di Bologna che di Reggio Emilia e Modena per finanziare questo progetto di giovani studenti che hanno accesso, che per noi è molto importante, alle tecnologie che magari ancora non sono disponibili sul mercato ma che esistono presso il CERN. Quindi il 13 di febbraio avremo la presentazione di questo progetto che porterà qualche innovazione e qualche nuove tecnologie disponibili per CPR. Allora, sicuramente vi seguiremo, però CPR è impegnata anche nello sport, è uno sponsor importante anche nel calcio, quindi visibilità e il messaggio passa anche in un altro ambito. Sì, ci siamo fatti, del resto abbiamo la nostra sede a Ferrara e quindi non potevamo esimerci da questo importante traguardo della squadra di calcio di Ferrara. Tra l'altro c'è stato anche un evento particolare, addirittura hanno aperto lo stadio per voi. Sì, per Natale abbiamo festeggiato insieme a tutta l'azienda, quindi il nostro momento natalizio da festeggiare insieme a tutta l'azienda e quindi tutto noi del personale CPR è una serata all'interno dello stadio, abbiamo fatto la visita guidata e la disponibilità anche di festeggiare insieme a tutti in una location veramente particolare. La squadra di CPR, vediamo se il direttore Artosi è esperta di calcio, con che modulo gioca? No, sempre in attacco. Esatto, diciamo che abbiamo 4 attaccanti. Grazie a Monica Artosi, direttore di CPR System.
Grande successo qui a Berlino, Fruit Logistica 2019 per i radicchi veneti. Io sono in compagnia di Andrea Tosato, presidente del consorzio del radicchio IGP di Treviso e variegato di Castelfranco IGP, e di Stefano Dotto, consigliere del consorzio. Allora, presidente, perché è importante essere qui a Berlino nello stand della regione? Allora, innanzitutto un grazie alla Regione che si adopera sempre per fare questo sempre bello e efficace stand. L'importanza per il Consorzio è fondamentale, è una fiera internazionale alla quale mi sento come Presidente di dire che non vale solo assolutamente la pena di esserci, ma è appunto fondamentale farsi vedere e continuare a far conoscere questo prodotto che sebbene è da anni che lo presentiamo e lo facciamo conoscere, continuamente ogni anno si fermano persone veramente da tutto il mondo per capire che cos'è, perché se proviamo a girare veramente tutta la fiera è un prodotto che troviamo chiaramente solo qui. Allora, Stefano Dotto, buongiorno, consigliere. Dunque, ha in mano, allora, spieghiamo da casa perché magari non tutti lo conoscono, lo mangiano e non lo conoscono. Allora, certo. Questa che varietà è? Beh, quella che sto presentando in questo momento è la varietà sempre tutelata dal consorzio nella varietà tardivo, quindi diciamo un po' il fiore all'occhiello e il prodotto principe tra i radicchi, oltre chiaramente al variegato che presentiamo e al precoce che fanno sempre parte della grande famiglia. Allora, il variegato qual è? Il variegato è questa rosa bianca e screziata di rosso, chiaramente anche questa molto bella sia dal punto di vista ottico che altresì sulle tavole da grandi soddisfazioni. Allora, poi quando andiamo a fare la spesa a cosa dobbiamo stare attenti? Qui c'è un marchio e dietro a questo marchio c'è tantissimo lavoro e soprattutto c'è una garanzia per i nostri amici che sono a casa. Assolutamente, io oserei dire che questo bollino e questo sigillo che viene apposto nei nostri prodotti è la carta d'identità del nostro prodotto, perché qua sono incisi i lotti di produzione e la tracciabilità vera e propria del prodotto, quindi attenzione ai nostri consumatori, per i nostri consumatori è molto importante questa referenza che va a identificare il prodotto certificato, e quello per cui noi soci del consorzio lavoriamo e puntiamo sulla qualità del prodotto. Allora, Presidente, voi anzi non date al consumatore solo la confezione, solo il prodotto, ma giustamente bisogna dare anche le istruzioni su come prepararlo, su come cucinarlo, quindi c'è un opuscolo che ha un nome anche simpatico, il radicchiario. Certo, abbiamo da anni, da qualche tempo questo radicchiario che adesso dobbiamo anche andare in ristampa perché veramente è andato a ruba. Il consumatore per capire il prodotto deve vederlo, toccarlo, mangiarlo, e questo grazie al grosso lavoro che fa la ristorazione. Allora, se siete d'accordo, l'orario è quello giusto, sì. Direi che noi possiamo vedere e magari anche degustare un buon risotto. Certo. Rimanete con noi perché Verde a Nord-Est continua, questo è il risotto. Ci siamo distratti un attimo ed è arrivato il risotto, l'avevamo evocato, vero Presidente? Certo, potevamo chiudere con un piatto tradizionale e dove il radicchio esprime veramente tutto il suo valore. Allora Stefano, io direi che è il caso di fronte a un piatto del genere di salutare i nostri telespettatori, poi di sederci, di gustarlo e di fare un brindisi. Sicuramente è l'occasione giusta, vista anche questa fiera molto importante, per dare esalto un'ulteriore volta, come ha detto Andrea, il Presidente, a uno dei must del nostro radicchio, un gran, buon e bel risotto, quindi un brindisi sicuramente. Allora, grazie ai nostri ospiti e viva il radicchio di Treviso IGP e variegato di Castelfranco. Cin! E a Fruit Logistica 2019 qui a Berlino abbiamo incontrato anche Andrea Sardelli, che è il presidente di Verona Mercato. Quando parliamo di questa realtà parliamo di una realtà che si sta espandendo.
Beh, direi che Verona Mercato di sicuro in questi ultimi 2 anni sta facendo degli investimenti molto importanti. Volevo anche significare che per noi questo è il 10° anno, siamo presenti appunto a Berlino da ben 10 anni, ma stiamo curando non solo la parte europea ma anche la parte asiatica, perché riteniamo che sia oramai il futuro per i nostri mercati. Seppure il Verona Mercato, il 50% della propria merce movimentata riguarda appunto il nord Europa ma anche l'est europeo. Però come dicevo appunto bisogna guardare oramai, visto che l'economia è globalizzata, ai mercati anche asiatici, mi riferisco ovviamente al mondo cinese ma non solo. Come sta rispondendo il mondo cinese a questa futura partnership? Ma devo dire che purtroppo ci sono delle problematiche di natura sanitaria, forse perché siamo un attimino come sistema paese, siamo un po' indietro per quanto riguarda appunto gli accordi e quindi questo è un problema che riguarda la politica nazionale, quindi ci auguriamo tutti che a breve vengano fatti appunto questi protocolli per poter appunto commercializzare le nostre cose. Ovviamente mi riferisco che non è possibile, anzi è giusto che ci sia magari una grande vendita dei prodotti che riguardano il vino in genere, però anche noi abbiamo dei prodotti che sono molto importanti e che basterebbe appunto andare a sistemare le questioni dei protocolli e potremo aumentare le nostre esportazioni. Ecco, in un mercato sempre più globalizzato che vede sempre di più verso l'export, il prodotto veronese che va per la maggiore qual è? Ma direi che Verona Mercato ha proprio nella sua mission l'esportazione, infatti su circa 430.000 tonnellate diciamo così di movimentato, quindi venduto, oltre il 50% oramai va all'estero. Quindi di fatto noi lavoriamo almeno al 50% per l'estero. C'è da dire che poi i nostri concessionari hanno praticamente di tutto, c'è produzione ovviamente soprattutto italiana e anche perché qui avete potuto vedere negli nostri stand, andiamo dal melograno, andiamo alle mele, abbiamo i kiwi ma abbiamo anche tutti i prodotti ovviamente dell'ortofrutta. Quindi cerchiamo, è evidente, magari anche di fare degli investimenti per dare ancora ulteriori opportunità di affari a quello che è il sistema Verona, ma soprattutto anche il sistema Veneto. Grazie ad Andrea Sardelli per averci illustrato questa realtà tutta veneta che si sta però espandendo anche dovunque in tutto il mondo. Grazie. Grazie.